ci siamo dedicati alla Padova carrarese. Abbiamo seguito una sorta di itinerario teorico di dove era stata costruita la reggia dei Carraresi, guardando in particolar modo quel pezzo unico che è la reggia carrarese che si è salvata dalla distruzione ottocentesca, e da lì abbiamo cercato di ricostruire un po' il percorso anche del traghetto, via di fuga dei Carraresi, che li portava alle mura che loro hanno ricostruito sulle mura precedenti comunali, che li portava al castello ricostruito su quello precedente, probabilmente di Ezzelino. Siamo poi andati a vedere il battistero per sottolineare che la corte dei Carraresi ha voluto, non solo i Carraresi loro stessi, ma anche tutte le famiglie legate a questa famiglia, hanno voluto, attraverso i cicli pittorici che rendono Padova famosa quale città dell'affresco, rendere emblematica la loro potenza. Abbiamo visto il battistero dove Fina Buzzaccarini e il marito erano sepolti, quindi mausoleo degli ultimi Carraresi, con il ciclo pittorico del 1375 di Giusto de Menabuoi. A Sant'Antonio, perché dentro la basilica vi sono dei cicli pittorici sempre trecenteschi, nella cappella dei Lupi di Soragna con le storie di San Giacomo, santo patrono della famiglia e dei pellegrini, con i dipinti di Altichiero Zazevio e di Jacopo Avanzi, e poi siamo andati nella cappella Conti o Belludi, Luca Belludi, dove Giusto de Menabuoi verso la fine del 1384 affresca le storie di Santi Filippo e Giacomo, e abbiamo visto quella meravigliosa cartolina di Padova, Volo d'Angelo, che il Menabuoi ci lascia, della Padova medievale, quindi abbiamo concluso il nostro itinerario guardando questa cartolina.